Cari telespettatori, rieccoci insieme. Questa è una puntata che va a cavallo tra due date molto significative e importantissime, 25 aprile e 1 maggio. Due festività che hanno in realtà una valenza storica, ma non soltanto storica, anche sociale e politica molto importante. Da molti sono date per scontate, altri più giovani non conoscono in realtà la portata, più che mai adesso che non riescono a terminare tutto il programma di studi, ma per raccontarlo, per capire, per andare oltre quello che è stato il fatto storico in sé per sé e per vedere come anche nella quotidianità può avere una sua utilità ricordare certe date, abbiamo i nostri esperti, protagonista FNP CISL come sempre. Ben ritornato Giancarlo Pegoraro, segretario regionale FNP del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Buongiorno a voi, grazie a voi. Ancora a distanza, ma prima o poi contiamo fisicamente. Prima o poi ritorneremo. Con le nuove aperture, chissà, le zone gialle che ritorneranno, avremo modo. Allora, a parte le battute, io direi di incominciare col 25 aprile. Prima per spiegare che cos'è la festa della liberazione e dare proprio due notizie di inquadramento storico proprio per farla comprendere nella sua portata, no? Sì, lei diceva bene, sostanzialmente in due parole però ha riassunto l'estrema attualità di quello che è oggi il 25 aprile, ma di quello che è il 1 maggio. Il 25 aprile come festa di liberazione, ovviamente dal nazifascismo nella seconda guerra mondiale, ma che ha incarnato la liberazione dai bisogni. Ha creato una nuova società libera e democratica. Oggi noi diamo per scontato che siamo liberi, che c'è una democrazia pur imperfetta ma che si può criticare, che si può migliorare, che si può discutere, ma non dimentichiamo che questo non è un atto dovuto, ma ci deriva dai profondi sacrifici fatti in quel periodo della guerra e dell'occupazione nazista. La libertà quindi in questo senso è oggi una libertà, dicevo prima, dal bisogno che poi si è incarnata nel boom economico, in quelli che sono nati, come dire, quando sono nato io, e che ci ha portato verso, come dire, l'espressione appunto dei valori, delle libertà, della libertà dal bisogno, perché poi nacque il lavoro, i diritti sul lavoro e l'emancipazione non solo sociale ma anche proprio economica e mi sento di dire poi al fine culturale. Quindi noi dobbiamo ripercorrere e riportare questi valori non tanto e non solo per un aspetto, come dire, storico o di altra natura, ma proprio perché sono di estrema attualità. E attenzione, la storia purtroppo insegna e la storia ritorna, oggi sono più di attualità di altri anni. Perché? Perché vediamo in giro per l'Europa, ma per il mondo, che la democrazia non è mai un risultato acquisito per sempre, pur nella sua imperfezione, come dicevo prima. Ma vediamo sempre più, e la pandemia di questo anno e mezzo ha accentuato questi mancamenti della democrazia in giro per l'Europa, queste voglie di egemonia, queste voglie di, come dire, populismo esasperato e, se mi permette, di arroganza e cattiveria che la vediamo espressa nel web, di odio, di odiatori e di tutte queste cose. Sono segnali che vanno, come dire, analizzati bene e vanno soprattutto affrontati per quello che sono. E credo che su questo faccio anche un'autocritica. Su questo noi dobbiamo ricucire quel filo che pian piano si è interrotto negli anni nel rapporto con i nostri giovani, con i nostri ragazzi. Dobbiamo avere ancora la capacità di ritornare nelle scuole, ovviamente di essere nel mondo del lavoro, per ricordare, ma non solo per ricordare, per spiegare che nulla è garantito e nulla è stato regalato. Questo è il senso di festeggiare oggi festività come il 25 aprile e il 1 maggio.
Tra l'altro proprio in questo momento in cui siamo stati e siamo ancora privati di libertà fondamentali, perché questo è innegabile, comprendere cosa voglia dire la libertà è fondamentale e bisogna stare anche molto attenti perché sono temi estremamente delicati, ci sono adesso diciamo così, delle rimostranze, c'è molta rabbia, c'è molta insoddisfazione, molti giovani tra l'altro la covano e dicono voi non state facendo niente per darci della libertà. Questa è una contestazione forte e però va capita, come anche tanti adulti per carità, che sanno che appunto tra l'altro legato al 1° maggio, la festa del lavoro, qui il lavoro si priva del lavoro con decreti molti lavoratori, molte persone e a catena tantissimi. Quindi è un tema molto fragile perché in virtù della salute si privano la libertà. Le faccio un esempio sul 1° maggio proprio per ribadire il concetto che la storia ritorna e molte volte purtroppo insegna poco. Il 1° maggio nasce all'inizio del Novecento, dopo il 1886, quando ci fu a Chicago la famosa storia che fece nascere appunto il 1° maggio, ma che era una rivendicazione di quei lavoratori che chiedevano sostanzialmente di passare a 8 ore lavorative quando se ne lavoravano ancora 12-16 al giorno e ci fu la repressione e da qui poi per fortuna sempre sul sangue purtroppo la nascita di leggi, diritti e io dico anche doveri. E sempre su questo si è perpetuato nel tempo il mantenere questa festa perché ricorda anche qua la storia di come nasce, ma ricorda che negli anni le organizzazioni sindacali in questo caso, ma le organizzazioni sociali, i parlamenti, le democrazie, come si diceva prima, ecco il legame con la democrazia, sono riuscite a mettere in piedi strumenti e strumentazioni di leggi, di diritti e di doveri. E dico sempre diritti e doveri perché i lavoratori devono avere diritti ma anche doveri e rapporti soprattutto con le organizzazioni datoriali e con chi organizzava il lavoro. La storia, dicevo, sta tornando paradossalmente indietro con questa pandemia, ma da molti anni a questa parte, e anche su questo le organizzazioni sindacali fanno le loro riflessioni, i loro interventi, ma io dico non è mai abbastanza, bisogna fare di più, perché stanno ritornando un po' di quei problemi sotto altre vesti. Facciamo esempi banali. I lavoratori cosiddetti rider, dove gli orari di lavoro non esistono, le tutele sulla sicurezza non esistono e oggi faticosamente le organizzazioni sindacali stanno riproponendo la contrattazione su questi temi proprio perché sono lavori nuovi, ma ne cito un altro che paradossalmente ci vede oggi interagire nella stessa maniera, il cosiddetto lavoro smart working. Questo lavoro è stato anche male interpretato, addirittura c'è qualcuno che dice che i lavoratori lo usano, viene usato per rubare lo stipendio e dormirci sopra. Bisognerebbe vederlo davvero questo lavoro e attenzione che non stiamo parlando degli schiavi che raccoglievano il cotone, stiamo parlando dei nostri figli, i nostri giovani laureati che hanno studiato e che lavorano su posizioni anche apicali o comunque molto interessanti dal punto di vista professionale, ma che vedono completamente saltata la filiera delle regole della contrattazione. Faccio esempi banali, lo smart working faticosissimamente riesce a definire qual è l'orario di lavoro in una giornata, nel senso che però non è che cominci quando vuoi e finisci quando vuoi, cominci presto e finisci tardissimo perché magari l'ultima telefonata o l'ultima inquadratura della sera, magari alle 7 di sera un dirigente un po' più alto di te che ti chiama per definire un piano che è arrivato in maniera urgente. Ecco, questa tipologia di lavoro sta smembrando tutte le regole che faticosamente negli anni 70 e 80 e 90 ci siamo dati e oggi bisogna ripensare regole nuove. È vero che finalmente
molte organizzazioni datoriali con le organizzazioni sindacali stanno definendo questi percorsi, ma la pandemia di cui si parla spesso in questi giorni, ma che citavo prima come esempio, ha evidenziato le problematiche che ci sono su questi campi del lavoro, e sono problematiche nuove che noi, ma tutta la società, deve affrontare pena un ritorno al passato che sarà improduttivo e antieconomico per tutti quanti. Ecco, voi come sindacato avete un po' la percezione che i giovani siano meno energici nel cercare di lottare, tra virgolette, per questi diritti acquisiti che sono appunto in virtù di due date storiche frutto di battaglie importanti, di lotte costantemente tenute in piedi con grande tenacia, però sembra che molte cose si vadano perdendo perché non c'è più questa verve, diciamo, energetica che possa muovere gli animi, per cui si va avanti. I rider quanto tempo sono andati avanti, adesso è emersa la problematica, però poverini, e ce ne sono ancora. C'è qualcosa che non funziona come un tempo? C'è qualcosa che non funziona, e le assicuro che, e non per piaggeria, ma non dipende dai giovani. Dipende dall'assestamento e dall'adattamento delle società negli anni, cioè noi abbiamo avuto gli anni di crescita esponenziale della nostra economia e di conseguenza abbiamo avuto, come dire, una crescita semplificata del lavoro. Lei si ricorderà certamente quando si parlava di operai massa, lavoratori massa, impiegati operai. Oggi il mondo del lavoro è variegato e non puoi più distinguere queste figure. Ecco, io dico noi sindacato, ma noi della mia generazione, perché siamo i genitori di questi ragazzi, sì, in buona fede, ma siamo partiti tardi, ovvero abbiamo dato per scontato che avessimo, a mio parere, secondo me, e parlando in generale ovviamente, avessimo spiegato bene e spiegato tutto cosa si doveva fare e come si doveva fare. No, perché è stato recepito come acquisito. Quando è arrivato, dottoressa, il lavoro cosiddetto precario, introdotto dalle crisi economiche e da tutte le cose che ben conosciamo, siamo stati un po' lenti a creare i presupposti, secondo me, per una protezione. Un po' lenti cosa vuol dire? Non che siamo stati negligenti, ma che forze contrarie alla nostra, per esempio come sindacato, si opponevano perché chiedevano quella famosa liberalizzazione che avrebbe risolto i mali del mondo. Ciò non è stato, lo vediamo oggi, ripeto, ma lo vedevamo già 10 anni fa. Noi oggi stiamo riprendendo faticosamente la strada che abbiamo sempre percorso di continuare a chiedere regolamentazioni, contratti nuovi e situazioni nuove, ma è chiaro che dobbiamo riuscire anche con le modalità diverse di comunicazione a spiegare ai nostri ragazzi che, ripeto, non hanno colpe, perché pur di lavorare fanno anche lavori che ieri non volevano più fare nessuno. Però dobbiamo spiegare ai nostri ragazzi che devono avere una consapevolezza che il loro futuro, il loro domani è nelle loro mani e che lo migliorano con le loro aggregazioni, che per quanto mi riguarda, e non è una cosa passata di moda, per i lavoratori è ancora nel sindacato. Infatti volevo chiederle proprio questo, che ruolo ha in questo il sindacato, e quindi proprio sempre anche legato alle celebrazioni di queste due giornate, una per la liberazione e l'altra per il lavoro, perché più volte voi intervenite, ma che ruolo ha adesso, quindi cosa c'è di attualizzazione del ruolo del sindacato? La nostra è una rappresentazione dei lavoratori con le forme che conosciamo, cioè l'iscrizione al sindacato, i mandati a fare le contrattazioni in azienda, la vertenzialità per esempio individuale nelle sedi sindacali, ma la verità vera sta nell'aggregazione, e sapendo che è un'aggregazione volontaria e
una aggregazione democratica che permette di discutere quale può essere il percorso migliore da intraprendere. Noi pensiamo di avere le nostre capacità e la nostra esperienza per spiegare per esempio quali sono le contrattazioni, cosa fare, ma le do un'altra indicazione che deriva dalla storia che dicevamo poc'anzi. I lavoratori oggi organizzati nel sindacato all'interno delle aziende dagli anni 70 hanno a disposizione una cosa che sembra anche questo un diritto acquisito, ma acquisito non è, cioè hanno a disposizione le ore di assemblea gratuite fornite, pagate comunque dalle aziende per fare le loro assemblee dove discutere cosa fare del loro futuro e del loro lavoro. È una conquista che va, come dire, rivalutata, perché ti permette di stare assieme, di scegliere la tua organizzazione sindacale, ma le dirò di più, permette ai lavoratori anche che non hanno scelto l'organizzazione sindacale di stare comunque assieme ai loro compagni, amici, colleghi iscritti per parlare delle loro problematiche. Altra cosa che noi abbiamo rafforzato in questi anni è invece la tutela cosiddetta individuale di chi? Di quei lavoratori che non hanno nemmeno il posto di lavoro e per cui non sono rappresentabili all'interno di aziende, di uffici, ma sono rappresentabili all'interno delle nostre sedi sindacali oppure di posti dove si trovano per parlarci. E su questo, che sono i cosiddetti nuovi lavori anche dequalificati, noi abbiamo cominciato da molto a lavorarci, è difficile, stiamo migliorando perché nulla è perfetto, ma stiamo rappresentando questi. Per quanto mi riguarda, le faccio un altro esempio che è molto, a questo punto riguarda noi pensionati. Se vuole è l'interfaccia di queste cose. Noi non abbiamo le sedi fisiche per rappresentare i pensionati. Noi i nostri pensionati prima della pandemia li trovavamo nelle parrocchie, nelle nostre sedi sindacali, in riunioni che facevamo all'interno di qualche albergo, di qualche bar, di qualche struttura pubblica. Oggi li troviamo molti di questi nelle situazioni web del video, con la nostra posta elettronica, con le nostre informazioni che sono state decuplicate. Perché? Perché altrimenti resterebbero senza informazione. Cioè lei sa benissimo, perché sono state fatte anche fior di trasmissioni nella vostra TV, che abbiamo parlato del problema principale per noi da un anno e mezzo a questa parte, cioè la sanità pubblica, la pandemia, la rappresentazione di soggetti più deboli della società, che oggi sono non i pensionati in quanto tali, ma gli anziani, le persone non autosufficienti e le persone disagiate fisicamente o disagiate economicamente. Ecco, se facciamo il paio con i lavoratori attivi, queste sono le persone che da ricerche e studi fatti anche a livello europeo oggi dimostrano come dire le società stiano diventando sempre più lacerate e poco democratiche. Torniamo quindi all'aspetto iniziale dove dicevamo che la democrazia non è mai conquistata per sempre. No, si può perdere molto facilmente. E oggi la pandemia ha evidenziato in toto non tanto lo schiavo sui campi di cotone, ma ha evidenziato le nuove fragilità, cioè per quanto ci riguarda per esempio la differenza della sanità nelle nostre regioni ma negli stati europei, e le problematiche che sono state esasperate dalla pandemia, e quindi dovremo e si dovrà lavorare su questo, e noi su questo, mi permetto di dire, stiamo incalzando dal governo nazionale al governo regionale,
ma a tutte le strutture sociali della nostra regione e del nostro paese, perché siamo ben consci e consapevoli di quello che stiamo vivendo e abbiamo vissuto e di cosa ci viene a raccontare alla nostra gente. Queste cose le facciamo ancora una volta, e lo ripeto, non dovremo mai smettere di dirlo, lo facciamo perché ne abbiamo da un lato la possibilità che ci è stata data quella volta il 25 aprile dopo la fine della guerra e che ci viene data dalla festività del 1° maggio per la sua valenza storica, sociale e culturale. Infatti io chiedo che mettano anche in onda le slide, entrambe le slide, per far vedere le locandine di queste due manifestazioni, di queste due festività importanti. 25 aprile, tra l'altro alle 16 voi invitate la popolazione a deporre un fiore sotto le targhe di vie e piazze dedicate ad antifascisti o partigiani. Perché c'è anche un motivo che voglio che sia molto chiaro a chi potrebbe fare battute stupide, mi permetto di dire. Quando si parla di libertà, di liberazione, di libertà dai bisogni, stiamo parlando di chi ha creato, i nostri nonni, la libertà in questa situazione, chi dopo ci ha permesso di lavorare in libertà e in democrazia. Non sto facendo la parte di una appartenenza politica, sto parlando di valori generali che dovrebbero riguardare tutti: libertà, democrazia e lavoro e salute. Esatto, oggi ci aggiungiamo la salute che abbiamo infatti, scoperto perché l'Italia sicura con il lavoro è lo slogan che il sindacato a livello unitario ha scelto per il 1° maggio. Vediamo insieme la locandina, l'avete scelto CGIL, CISL e UIL. L'Italia sicura con il lavoro, ripartire in totale sicurezza, consapevoli che il lavoro e il vaccino sono l'unica medicina possibile per poter garantire un futuro migliore. Esatto, perché con il lavoro curiamo e ripristiniamo l'economia, ma sappiamo bene tutti, e non occorre essere dei sindacalisti, che si va a lavorare quando si è sani, e quindi da questo punto di vista la salute, la sanità, oggi il vaccino, perché ci spiegano tutti che è l'unica maniera per uscirne, il vaccino per poter lavorare, per curare noi stessi e la nostra economia. È molto, molto significativa, mi sento di dire. Questa cosa dovrebbero capirla tutti, ma ripeto, noi più anziani abbiamo l'obbligo di farla correre nei nostri giorni, nelle nostre case, nelle scuole. E dirò di più. Dobbiamo sforzarci ancora una volta, come abbiamo fatto negli anni 70, e non per fare politica, ma per andare nelle scuole e nelle università a rispiegare i valori della democrazia e i valori del lavoro. Dopo ognuno di noi ha le sue preferenze e sappiamo che sono sacre. Assolutamente sì. Comunque rendersi conto di cosa vuol dire non avere la libertà ce ne rendiamo conto tutti quanti proprio in questi giorni. Proprio con la pandemia. Esatto, certo. Alcuni hanno detto che questo è un vulnus anche alla democrazia, c'è chi anche sostiene questo, un pericoloso vulnus che è stato fatto. È pericolosissimo, guardi, prima le citavo alcune ricerche che sono state fatte a livello europeo, ma anche l'ultima di Amnesty International, ma al di là di chi l'ha fatta, cioè per esempio l'analisi della violenza e dell'arroganza che sta venendo fuori sul web, ma non solo sul web. Le faccio anche qua un esempio banale, perché sa, a volte ho la sensazione che anche parlando noi si esca dalla realtà quotidiana. Allora io, per guardare la buona educazione e la maleducazione, le faccio l'esempio banale che tutti noi vediamo ogni giorno. Primo, quando sei sulla strada con la macchina, che tu vada a fare la spesa o che vada al lavoro, che vai da qualche parte, se ha notato da un po' di tempo a sta parte l'arroganza di chi non rispetta i segnali, le regole. Ecco, tutta questa cosa dipende certamente anche dalla mancanza di passaggi culturali che, secondo me, come dicevo all'inizio, si stanno rompendo, e noi abbiamo l'obbligo di ricucire quel filo sottile che ci riporta alla cultura, all'educazione
e anche fuori dalla pandemia. Poi la pandemia di per sé, chiudendo in casa le persone, privandole del lavoro, creando 7.000 preoccupazioni, è chiaro che incattivisce la gente. Però guardi, abbiamo oltre alla pandemia, abbiamo un problema di, come dire, di situazioni culturali che sono saltate negli anni e che vanno assolutamente ripristinate dai giovani e dalla scuola, perché i dati culturali si sommano negli anni, non li risolvi nei giorni, nei mesi, ci vogliono molti anni, e per questo dobbiamo cominciare dalle scuole più basse, dalle elementari, mi sento di dire, perché la cultura del rispetto, dell'educazione sociale, di tutte queste robe nasce lì, nella scuola. Dobbiamo fare questo, ritornare a far questo. Dovranno soprattutto ritornare a far questo le persone più giovani di noi, impegnate nel lavoro attivo, nel sindacato attivo, nella società attiva, ma nella politica attiva. Nella politica, mi dispiace dirlo, perché è una cosa buona la polis, come ce l'hanno insegnato i greci, ma la politica nostra oggi, che è solo campagna elettorale, sta spiegando solo robe brutte a giornata e che valgono un voto in più, un voto in meno, ma non parlano del futuro. Non voglio citare i grandi statisti del passato, ma quando si diceva che uno statista guarda il futuro e un politico guarda domani mattina, si è detto tutto. Ecco, noi siamo nella situazione del politico che guarda domani mattina. Assolutamente. Allora, segretario, io la ringrazio tantissimo, siamo giunti al termine, quindi ricordiamo ancora, mettendo in onda, le due locandine, 25 aprile e il 1° maggio. 25 aprile alle 16 si invita la popolazione a deporre un fiore sotto le targhe di vie e piazze dedicate ad antifascisti o partigiani. In questo modo si vuole rendere omaggio alle donne e uomini che hanno sacrificato la loro vita per la libertà e la democrazia. Questa è la prima locandina. Poi abbiamo il 1° maggio, invece, il sindacato ha scelto lo slogan "L'Italia sicura con il lavoro", ripartire in sicurezza, e è consapevole che il lavoro e il vaccino sono l'unica medicina possibile per poter garantire un futuro migliore. Io la ringrazio la FNP. Io ringrazio lei, ringrazio voi e ci vediamo e presto, saluto tutti quanti. Grazie mille. Ancora, buon proseguimento a voi telespettatori, grazie al segretario.